Anche per il 2020 non ci saranno aumenti. Le rette nelle case di riposo gestite dal Comune di Venezia attraverso enti controllati dall'amministrazione rimarranno invariate. Un segnale di attenzione alle famiglie. A dare la notizia è stato l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, che nella settimana di Ferragosto è voluto andare a trovare gli anziani ospiti nelle strutture pubbliche di Ire e Antica Scuola dei Battuti di Venezia, Mestre e alla Gazzera. Durante la settimana di Ferragosto ho voluto andare presso le case di riposo pubbliche del Comune di Venezia per salutare gli ospiti presenti, i nonni e le nonne lì presenti, salutare le loro famiglie, manifestare la vicinanza del Comune e delle istituzioni anche nella settimana di Ferragosto e ringraziare il personale che ogni giorno si prende cura di loro. Per l'assessore è stata anche una bella opportunità, quella di trascorrere insieme ai nostri nonni qualche momento di serenità, convivialità, allegria e, perché no, cimentarsi in qualche canto veneziano. Poi le notizie serie. È stata anche l'occasione per ribadire a loro, ma anche alla città, che per il quinto anno consecutivo la nostra amministrazione ha chiesto alle case di riposo pubbliche di Ire, Antica Scuola dei Battuti, di non aumentare neanche di un centesimo la retta a carico delle famiglie, che quindi neanche per il prossimo anno aumenterà. Un messaggio molto chiaro di sostegno alle famiglie con anziani a carico e di rispetto per i nonni che hanno lavorato una vita anche a vantaggio delle giovani generazioni. Ci sembra il giusto segnale da dare in un momento di difficoltà storica per il nostro paese, di non pesare ulteriormente sulle famiglie che già pagano un prezzo alto per dare ai loro cari un'assistenza dignitosa.